Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Blitz antimafia dei carabinieri nell'Agrigentino, colpo alle famiglie di Burgio e Luca Sicula, 7 le misure cautelari. C'è attesa per la data della sentenza del processo in Romania al giovane Niseno accusato di traffico di droga. All'udienza di ieri non hanno potuto partecipare i diplomatici italiani. È inspiegabile, lamenta la madre. 8 marzo la Questura di Catania apre la prima stanza rosa, un ambiente protetto e confortevole per l'ascolto delle vittime vulnerabili. A Palermo 10.000 auto nella lista che autorizza il passaggio nella zona a traffico limitato. La denuncia è del presidente dell'azienda di trasporti pubblici. Nuova vita per il Boschetto della Playa, un luogo tanto caro ai catanesi. In corso la piantumazione di quasi 6.000 alberi. Serviranno per riforestarlo e renderlo più accogliente. In sciopero i dipendenti dell'Enel contro il dilagare degli appalti e le carenze di organici. A Siracusa 8 artisti contemporanei dialogano con Antonello da Messina. La celebre Annunciazione, riletta in chiave moderna, attrae tantissimi visitatori. Calcio, Michele Zeoli per la seconda volta in questa stagione alla guida del Catania. Con lui un altro ex rossazzurro, Leo Vanzetto. L'esordio domenica al Massimino contro il Potenza. Bentrovati, offensiva antimafia dei carabinieri nell'Agrigentino, azzerati i traffici delle famiglie di Burgio e Luca Sicula, dalle ingerenze sugli appalti alle infiltrazioni nelle istituzioni. Davide Sardo. Il blitz è scattato all'alba. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno lavorato a fianco dei colleghi di Caltanissetta, Palermo, Reggio Calabria e Nicolosi e hanno imperversato nell'Agrigentino tra Burgio, Luca Sicula, Villafranca Sicula, poi Mazzarino in provincia di Caltanissetta e Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria. Notificate 7 misure cautelari firmate dalla Procura Antimafia di Palermo e condivise dal Tribunale. 4 indagati ristretti in carcere, 2 domiciliari e ad un altro è stato imposto l'obbligo di dimora. Sarebbero parte del mandamento mafioso di Cosa Nostra di Luca Sicula e Ribera. I carabinieri agrigentini hanno investigato dall'aprile del 2021 alla luglio del 2023 a seguito dell'omicidio dell'agricoltore Vincenzo Corvo, 52 anni, ucciso il 3 aprile del 2020 con un colpo di fucile alla gola a Luca Sicula. È un delitto ancora irrisolto. Nel corso delle indagini sono state documentate riunioni mafiose su appalti e servizi pubblici, pressando sulle amministrazioni locali. A capeggiare le riunioni sarebbe stato Salvatore Imbornone, 64 anni, di Luca Sicula, presunto reggente del mandamento mafioso di Luca Sicula e Ribera. A Caltanissetta 8 persone sono state arrestate dalla squadra mobile accusate di gestire un traffico di stupefacenti. Le indagini iniziate 2 anni fa hanno scoperto una rete di pusher che riforniva di cocaina, marijuana e crack soprattutto minorenni. La droga veniva consegnata a domicilio. Un inspiegabile processo a porte chiuse, parla la madre di Filippo Mosca, il giovane niseno detenuto in Romania da 10 mesi, accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Ieri la prima udienza in appello, cui hanno potuto partecipare solo i familiari, esclusi i funzionari dell'ambasciata italiana. Oggi è attesa la data della sentenza. Roberta Lunghi. Filippo chiaramente non sta bene, Filippo non ha speranza che le cose possano cambiare. Per la prima volta in aula senza le manette ai polsi, ma con lo sguardo spento, il fare dimesso, come di chi vorrebbe lasciarsi andare provato dai mesi di detenzione. È apparso così ieri nella prima udienza del processo in appello alla sua mamma, che da mesi denuncia le condizioni inumane in cui il figlio è detenuto nel carcere di Porta Alba, Filippo Mosca, il 29enne di Caltanissetta arrestato a maggio del 2023 e detenuto da 10 mesi in Romania, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 6 mesi per traffico internazionale di stupefacenti. Un'udienza che solo la mamma ammessa in aula può raccontare per una incomprensibile decisione. L'udienza è durata 1 ora e mezza, i giudici hanno deciso di far uscire tutti dall'aula, compresi i rappresentanti del governo dell'ambasciata italiana in Romania.
quindi è stato un processo a porte chiuse. Il PM ha rilanciato le accuse ai giovani italiani. Hanno parlato anche l'avvocato di Luca Cammalleri, l'altro italiano accusato è quello della ragazza italiana che aveva chiesto a Filippo Mosca di poter ricevere il pacchetto nel suo hotel, al cui interno sono stati trovati 150 grammi di droga. I giudici sono granitici, quindi non sappiamo davvero quali potranno essere le loro considerazioni rispetto ad una difesa di nuovo molto forte, basata sulla mancanza totale di prove, sulla irregolarità dello stato di fermo e anche delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali. Per l'ennesima volta la ragazza si è assunta tutta la responsabilità e ha dichiarato che Filippo e l'altro ragazzo che con lui è imputato sono del tutto estranei alla vicenda. Adesso resta la speranza che per la mamma non si spegne. Ci auguriamo che questa volta sia fatta giustizia. Possiamo solo aspettare. Oggi verrà intanto comunicata la data della sentenza d'appello. Catania da 40.000 segnalazioni di dispersione scolastica. Centinaia di redditi di cittadinanza illegali, revocati, e poi ancora laboratori di attività didattica. Sta dando i suoi frutti l'Osservatorio per la prevenzione della devianza minorile dell'area metropolitana della città. E l'accordo tra le istituzioni si rinnova. Adelaide Barbagallo. È un fiore all'occhiello l'Osservatorio per la prevenzione della devianza minorile dell'area metropolitana di Catania, un modello apprezzato in tutta Italia che ha ricevuto la certificazione di buona pratica dal Ministero dell'Interno e che sta dando già i suoi primi frutti. Abbiamo ottenuto dei risultati fondamentali incrementando il numero delle segnalazioni di dispersione, da 40 siamo a più di 1000. Sono stati revocati e sospesi più di 250 provvedimenti di reddito di cittadinanza. Si è avviato tutta un'attività di formazione dei ragazzi con attività teatrali, con il processo simulato. La prima firma nel 2021, ora il secondo rinnovo degli accordi tra pubbliche amministrazioni che vede l'ingresso della Camera di Commercio, della Corte d'Appello, della Banca d'Italia e dell'assessorato alla pubblica istruzione che ha investito 30 milioni di euro da utilizzare in 3 anni. Vogliamo trasformare le scuole in laboratori dove si fa di tutto e per questo abbiamo pubblicato tantissime circolari che cubano quasi 30 milioni di euro con una programmazione triennale per permettere ai presidi di fare in verità ciò che vogliono, cioè abbiamo rimesso a loro le iniziative che vogliono fare che noi finanziamo. A tutto questo si aggiunge anche un altro accordo per la realizzazione di una scuola sociale di teatro. Nella giornata della festa della donna, la Questura di Catania apre la prima stanza rosa, un ambiente protetto e confortevole per l'ascolto delle vittime vulnerabili, perché il momento della denuncia è il passo più difficile. Eva Spampinato. Una stanza rosa, accogliente con libri, favole, giochi per bambini e dipinti che aprono uno squarcio nel silenzio, perché il momento della denuncia spesso è quello più difficile per le donne che decidono di ribellarsi ai soprusi subiti e recarsi dalle forze dell'ordine. Una stanza nata con lo spirito dell'accoglienza e del comfort per le vittime vulnerabili qui all'interno della Questura di Catania, in piazza Santa Lincolella, e che da oggi sarà il nuovo punto di partenza per tante donne. La Polizia di Stato per la sua parte cerca di intervenire, lo fa attraverso una migliore professionalizzazione delle sue donne e dei suoi uomini e oggi lo fa anche attraverso l'inaugurazione di questa stanza che vuole essere un ulteriore piccolo contributo al contrasto e alla prevenzione di questo fenomeno così diffuso soprattutto nella realtà catanese. Non è più un fenomeno emergenziale, è un fenomeno strutturale, molto inquietante perché è in continuo aumento. È chiaro che dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione e sicuramente i ragazzi vanno educati a saper vivere bene le loro relazioni affettive e le donne vanno educate a saper riconoscere per tempo i primi campanelli d'allarme, a non scambiare per gesti d'amore atti di prevaricazione, atti di possessività, nella violenza economica. La stanza rosa, inaugurata questa mattina alla presenza di autorità civili, militari e religiose, è corredata dalle opere degli studenti del Liceo Artistico Statale Emilio Greco di Catania.
Donne e impresa, c'è ancora molto da fare per potenziare l'imprenditoria femminile in Sicilia. Secondo Asso Esercenti soltanto il 24% delle aziende è diretta da una donna. Ne abbiamo incontrate alcune e abbiamo dato voce alle loro esigenze. Eva Spampinato. Quando si parla di donne c'è un vocabolo inglese che è entrato con forza nell'utilizzo comune, soprattutto attraverso i social, ed è la parola empowerment femminile, che indica il processo che mira a rafforzare la consapevolezza di sé e la capacità di autodeterminazione. Quella che hanno le tantissime donne imprenditrici siciliane, oltre 115.000 secondo le stime di fine dicembre 2023, ovvero il 24,38% del totale delle imprese siciliane registrate in Camera di Commercio, quasi una su 4. Siamo partiti da un dato scoraggiante, che è quello che vede l'Italia al 79° posto di una classifica fatta da 146 paesi, secondo cui il Global Gender Gap Report, edizione 2023, ci vede addirittura scendere di 16 posizioni. Il dato emerge dal rapporto sull'imprenditoria femminile realizzato dal Centro Studi di Asso Esercenti, analizzando i dati di Union Camere. Gli strumenti, le risorse e le condizioni sono ancora un limite effettivamente molto grande, però le imprese che ci sono vanno avanti e hanno tutto il desiderio di crescere. Quasi il 27% delle imprese femminili presenti sull'isola sono nel settore del commercio, il 21% in quello agricolo. Oggi abbiamo parlato proprio di difficoltà e di carico mentale. Abbiamo inserito questa frase all'interno del nostro incontro perché è un argomento tabù, soprattutto per noi donne. Abbiamo difficoltà a dire che non ce la facciamo, a chiedere aiuto. Quali dovrebbero essere gli aiuti concreti da parte dello Stato o da parte della società in generale? Sostegni reali e non bandi che hanno enormi limiti strutturali e concretamente non aiutano le piccole e medie imprese. Palermo, 10.000 auto nella lista bianca della ZTL nella città. La denuncia è del presidente dell'AMAT, i trasporti pubblici. Possibile che a beneficiarne ci siano i cosiddetti furbetti del PAS. Marco Cullà. Un danno di circa 1 milione di euro in 10 anni per un abnorme numero di inserimenti di automobili nella lista bianca della ZTL di Palermo. È la denuncia fatta dal presidente dell'AMAT Giuseppe Mistretta. Targhe inserite nel sistema informatico, ovviamente gratuitamente, per ben 10.300 accessi definiti impropri da Mistretta. Una denuncia evidenziata anche da Sabrina Figuccia, presidente della terza commissione e capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Palermo. Il dato è sicuramente un dato che preoccupa, estremamente significativo, è frutto probabilmente, secondo la ricostruzione del Presidente, del fatto che le credenziali di accesso al sistema siano state date a tutti quei soggetti aventi diritto, all'accesso in lista bianca, che ricordiamolo è lo strumento che garantisce disabili o forze dell'ordine e altri organismi accreditati a poter accedere in area ZTL senza pagare alcun costo. Richiesta la lista degli accessi. E sicuramente tra questi accessi qualche furbetto ci sarà stato. Il timore è proprio questo e certamente le indagini andranno in questa direzione, visto e considerato che comunque si tratta di risorse pubbliche e dell'abuso di un diritto che in effetti non era contemplato nei casi in cui fossero appunto i furbetti. Un danno quantificato in circa 1 milione di euro all'anno che va avanti da 10 anni, una cifra particolarmente significativa per un'azienda che sta rischiando grosso anche di andare in default. Nuova vita per il Boschetto della Playa, un luogo tanto caro ai catanesi. È in corso la piantumazione di quasi 6.000 alberi. Serviranno per riforestarlo e renderlo più accogliente. È andato per noi Tonino De Mana. Pompino, stiamo facendo la riforestazione del Boschetto della Playa. Quello che vedete è uno dei 5.800 alberi che riforesteranno il Boschetto della Playa. Dopo anni di abbandono, incendi ed eventi climatici estremi che hanno devastato gran parte del verde esistente, si lavora su più fronti per rendere più accogliente e sicuro un luogo tanto caro ai catanesi. Da un lato la ruspa spiana il terreno e rimuove gli arbusti ammalorati, dall'altro si piantano nuove e variegate specie arboree, dal pino domestico al pioppo, passando per il
salice alla rosa canina. Aiutiamoli a crescere, e questo è il motto del Comune di Catania, che ha portato avanti il progetto intercettando fondi europei. Un intervento importantissimo di riforestazione del boschetto. Nello specifico, nelle ore precedenti c'è stata qualche polemica, perché invece durante questi lavori si è visto qualche pino rimosso, abbattuto o tagliato. Questo fa parte di un intervento di messa in sicurezza del boschetto stesso. Ricorderete gli incendi che ci sono stati qualche mese fa. Alcuni di questi pini si presentavano secchi o morti o bruciati, altri abbattuti con le radici staccate, e quindi per ragioni di sicurezza, su autorizzazione della stessa forestale, sono stati rimossi. Niente disboscamento e niente deserto, ma bisognerà avere tanta pazienza per dare tempo alle piante di svilupparsi. Particolare attenzione sarà riservata anche al laghetto. Riqualificheremo anche le acque del laghetto facendo una fitodepurazione, perché è piccolino, diventa tutto verde, la fotosintesi fa i suoi effetti, e volevamo impiantare delle piante acquatiche per creare un supporto praticamente a tutti quelli che sono i pesci che ci sono dentro, e avete visto quasi centinaia di tartarughine che sono cresciute dai dintorni. Poi sarà tutto nelle mani dei catanesi e di madre natura. Dopo il TG alle 14.30 su Telecolor torna il nostro ospite, il sindaco di Catania Trentino. Per le vostre domande scrivete il WhatsApp al 342 74 55 005 oppure inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Vi aspettiamo all'appuntamento con il sindaco su Telecolor oggi alle 14.30. Non cali il buio, in sciopero i dipendenti Enel contro le carenze di organico e per garantire una migliore qualità del servizio. Mobilitazione in tutta la regione in nome della sicurezza sui posti di lavoro. Tonino De Mana. Difendiamo il nostro lavoro per garantire all'Italia la qualità del servizio elettrico. Enel si mobilita e scende in piazza, in questo caso le immagini si riferiscono a Catania, per difendere il lavoro, sicurezza e soprattutto diritti. Una mobilitazione a carattere nazionale che vede compatti i sindacati. Oggi noi ci rivolgiamo soprattutto a chi ha indicato un mandato a questo management, che è praticamente il governo, al quale diciamo e chiediamo che un'azienda come Enel non può abbandonare, non può arretrare rispetto ad essere locomotiva in un settore che è fondamentale e importante in questa fase. Un piano industriale considerato inadeguato e dannoso, con il solito spettro dell'esternalizzazione. Ci preoccupa seriamente il fatto di esternalizzare il servizio ad imprese esterne. Ovviamente l'esternalizzazione fa sì che si perde la professionalità dei dipendenti dell'Enel, che sono qualificati, hanno l'esperienza, parliamo di cabine di 20.000, quindi affidare il servizio a ditte private che magari non hanno la qualifica che dovrebbero avere ci mette a rischio la vita dei lavoratori tutti, quindi per evitare che ancora si continui a morire sul posto di lavoro, poi si parla tanto di morte bianche, ma l'Enel mi sembra che in qualità di colosso questo non lo vuole evitare. Si contesta anche un piano di assunzioni che oggi non consente il rispetto del dettato contrattuale inerente alla turnazione in reperibilità ed un'importante diminuzione degli standard di sicurezza e di qualità. Siracusa, al Museo Bellomo le opere di 8 artisti contemporanei dialogano, si fa per dire, con Antonello da Messina. L'Annunciazione, riletta in chiave moderna, attrae tantissimi visitatori. Anche le nostre telecamere entrano in galleria con Francesco Aloi. Da Messina a Siracusa la Sicilia valorizza il grande Antonello. Qui siamo al Museo Bellomo. In questa mostra 8 artisti contemporanei reinterpretano a modo loro l'Annunciazione. Hanno reinterpretato, riflettuto sul tema dell'Annunciazione. Ecco, non è un confronto con Antonello da Messina o con la sua opera, ma sul tema dell'Annunciazione in chiave moderna. In galleria ci sono le grandi opere dei maestri del passato, ma c'è spazio anche per il presente. In questa tela di Salvatore Alessi, l'Annunciata è una giovane nigeriana salvata dal mare. La coperta termica di oggi per richiamare il manto della Madonna. Antonio Nuccio, artista naif che fa dell'ironia un po' il suo punto di forza, reinterpreta la composizione dell'Annunciazione
col suo stile caratteristico in un ambiente siciliano. Qui Tinasgrò si concentra sull'assenza. Riempire il vuoto è un compito che spetta all'osservatore, interrogandosi sull'esistenza umana. Ma queste sono soltanto alcune delle opere in mostra a Ortigia. Adesso vi proponiamo un momento di Mariposa, la canzone di Fiorella Mannoia, vincitrice del premio Bardotti per il miglior testo a Sanremo. È un brano toccante che fa un ritratto poetico e contemporaneamente realistico della donna di oggi. Una breve pausa, tra poco il calcio, il ritorno sulla panchina della Catania di Michele Zeoli. State con noi. Eccoci insieme con il calcio. Michele Zeoli torna alla guida del Catania, con lui un altro ex rossazzurro, Leo Vanzetto. L'esordio domenica al Massimino contro il Potenza, Francesco Triolo. Aveva già traghettato il Catania da Trabbiani a Lucarelli, adesso Michele Zeoli dovrà rimettersi al timone dei rossazzurri sino alla fine del campionato. Fiducia all'uomo, al tecnico che si è fatto trovare pronto quando la società lo ha chiesto, che è tornato nei ranghi ma ha sempre lavorato per il bene del Catania. Il post Cristiano Lucarelli è già iniziato e viaggia in una sorta di continuità, non solo con l'ultima esperienza tecnica ma anche con quella dello scorso anno, il vittorioso campione di Serie D, quello in cui Zeoli era il vice di Ferraro. Grella lo ha detto chiaramente, gode della piena fiducia del gruppo Pelligra e Zeoli è pronto a ripagarla. Lui che il rossazzurro l'ha vestito in 100 partite, lui che ha vissuto Taranto e la promozione in B durante l'era Gaucci. Toccherà a Zeoli far ripartire un Catania che nelle ultime 9 giornate ha collezionato una vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte, finendo al limite della zona play-out, e prepararlo al meglio per l'avventura dei play-off, obiettivo che rimane immutato, dove il Catania vuole fare bene. Con Zeoli in panchina ci sarà un altro che il rossazzurro lo ha vestito, Leo Vanzetto, dal 90 al 93 col Catania, lo scorso anno sulla panchina del Sant'Agata, che ha fatto bene in campionato. In prima squadra approderà anche il preparatore atletico Giovanni Petralia, uno che ha lavorato con Pasquale Marino a Udine, Parma, poi Empoli, Spal, Terni. A Catania supervisionava i preparatori delle varie formazioni, adesso entra a tempo pieno in prima squadra portando un bagaglio di preparazione in continuo aggiornamento. Preparatore dei portieri sarà Maurizio Bonfatto, fino a ieri con la primavera allenata da Marco Biaggianti, capolista del suo girone. Staff fatto, insomma, pronto, quasi ufficializzato. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento lo sapete alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.